Maria Caio scappa. Un microfono a Maria. Parlavano Maria senza Maria e dice: Maria, qual è il tuo rapporto con Alberto Lipari? Chi è lui per te? Cosa rappresenta per te Alberto Lipari? Un amico, un fratello? Un amico. No, amici. Cioè, la gente non ne voleva sapere, No. nel senso voleva sapere, nel senso il rapporto è molto bello. Sì. Vi sentite, vi chiama, tu lo chiami per qualche consiglio ormai? Sì. Quante volte al giorno? Quando non mi chiama. Rispondo. Insomma, chiama. Essendo una persona poi tra l'altro educata, non ti capita mai di dire no, non ti capita mai di non rispondere a una telefonata, cioè a chi non ci voglio parlare? Cioè, No. mai, è una persona che magari, no, a lui lo so, ma anche altre persone che ti chiamano, cioè a chi non ci risponde? Mi piace, c'è qualcuno che vuoi dire qua pubblicamente anche attraverso il canale di Alberto Lipari, non mi chiamare più che tanto non rispondo, ce lo puoi dire, tipo se vuoi. Ce n'è magari uno. E come si chiama? Ah, non lo sai, è anonimo. E poi l'annuncio E pubblico. cosa dici? Allora fai un annuncio che dice per favore non chiamare più, è inutile, non ti rispondo, così magari la smetterà. Non deve chiamare più perché è inutile. Perché non manco che ce lo rispondono, va? Ma se no te faccio. Una bella denuncia, sempre da finire. Sempre? No. Andiamo. Sì. Va bene, tra l'altro è arrivato un momento molto particolare perché l'abbiamo detto prima, io vorrei qui sul palco con noi Padre Ponte per un saluto, se può. Le scale, Nicola vieni pure tu. Sì, certo.